Allora, siamo sempre con Maria Trentin, però sentiamo il dottor Conversano, presidente del Comitato Tecnoscientifico Happy Aging, relativamente al richiamo del Covid. Vediamo insieme l'intervista. Il Covid non è sparito, la malattia, il virus continua a circolare, continua a provocare infezioni e continua a provocare anche malattie gravi nei soggetti non vaccinati o nelle persone fragili, molto anziane o fragili. Non deve essere preso sotto gamba, il virus in qualche modo si è adattato all'ospite, abbiamo finalmente le persone che hanno fatto o perché hanno fatto la malattia o perché hanno fatto i vaccini e sicuramente non hanno più a che fare con un virus sconosciuto, ma quello che stiamo vedendo in questi giorni, anche risultante dai dati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, che ancora abbiamo tante persone che vanno in ospedale o vanno nelle terapie intensive a causa del Covid. Sono essenzialmente le persone non vaccinate, circa il 93% sono non vaccinati o vaccinati solo parzialmente. Ecco perché non dobbiamo sottovalutare questa malattia, il virus continua a circolare e dobbiamo assolutamente vaccinare col nuovo vaccino, che è un vaccino che ci permette, che è diverso da quello che abbiamo fatto fino a qualche mese fa, che ci dà la possibilità di rinforzare il nostro sistema immunitario e farlo trovare più pronto a reagire nel momento in cui dovessimo contrarre il virus. È fondamentale vaccinarsi, rivolgiamoci al nostro centro vaccinale, al nostro medico di medicina generale o nelle farmacie, a seconda delle realtà organizzative poi regionali, per avere questa vaccinazione, perché è fondamentale soprattutto per gli anziani e soprattutto per quegli anziani che hanno anche delle patologie croniche. Quindi è importante non prendere sotto gamba questo virus, la pandemia è finita, ma questo virus continua a circolare tra di noi e dobbiamo assolutamente fare di tutto per difenderci bene. Maria Trentin, vedevamo anche una slide, diceva nelle strutture dove ci sono più persone anziane, le RSA, ma anche persone che possono essere più fragili, persone, le donne incinte, bambini, eccetera, anche gli ospedali, no? Sono tutti luoghi di aggregazione, di collettività dove può circolare più facilmente il virus. Sì, da questo punto di vista io credo che la prima preoccupazione dell'assessorato alla sanità, delle nostre USL, sia stato proprio quello di vaccinare le persone più a rischio, che sono quelle che vivono in questi luoghi di comunità dove è possibile che i virus girino un po' di più. Quindi però una volta fatto questo è chiaro che, come già abbiamo visto col Covid, è importante anche che le persone che si avvicinano a questi ambienti abbiano attenzione, mascherina, perché serve ancora negli ospedali per esempio, ma anche essere protetti noi stessi, insomma, quindi diventa importante per tutti fare i vaccini, importante per tutti. Oltre abbiamo visto l'influenza, il Covid, c'è un batterio che circola, che è pericoloso, lo sentiamo insieme cosa ci dice il dottore. Lo pneumococco o Streptococcus pneumoniae è un batterio, quindi a differenza di quello delle altre malattie di cui stiamo parlando, che sono virus, questo è un batterio. Che cosa provoca questo batterio? Provoca, quando colpisce i bambini, essenzialmente otiti o meningiti. Quando colpisce invece l'anziano, provoca soprattutto delle polmoniti molto gravi, delle otiti, ma anche delle meningiti e delle encefaliti. Sono meno frequenti, le più frequenti sono le polmoniti acquisite in comunità, che sono tantissime. È un batterio che oltretutto è molto antibiotico resistente, quindi quando arriva una polmonite da pneumococco è anche difficile combatterla con gli antibiotici, perché offre una fortissima antibiotico resistenza ai più comuni antibiotici. Abbiamo un'arma molto importante che è quello del vaccino. Adesso abbiamo un vaccino 20-valente che copre da 20 serotipi dello pneumococco, quelli che in qualche modo provocano la maggior parte delle polmoniti, delle otiti e delle meningoencefaliti. È importante vaccinarsi e oltretutto è un vaccino che possiamo fare insieme all'influenza, insieme al vaccino Covid, e dobbiamo fare una sola volta per tutta la vita. Ecco perché è veramente incredibile che ci siano ancora anziani non protetti da questa vaccinazione. L'invito che io faccio assolutamente a tutti quanti è di informarsi dal proprio medico e vaccinarsi contro questa malattia. Ci protegge da forme gravi di polmonite che sono responsabili insieme all'influenza di quell'eccesso di mortalità di 11-15 mila morti che ci sono ogni anno durante la stagione invernale.
Ci si può vaccinare una volta sola per tutta la vita, è utile farlo in concomitanza del vaccino antinfluenzale, ma ci potremmo anche vaccinare in qualsiasi giorno dell'anno naturalmente, quindi rivolgiamoci ai nostri medici, ai nostri specialisti e vacciniamoci. C'è un'altra patologia di cui si parla molto di frequente, particolarmente invalidante, fastidiosa, che è l'herpes zoster. Per chi da piccolo, quando era giovane, ha avuto la varicella, può ripresentarsi. Sentiamo il dottore che cosa dice. Tutti quanti, quando eravamo ragazzi, giovani, bambini, abbiamo in qualche modo avuto la varicella. La varicella ci ha provocato le pustole, siamo stati male. Che è successo però? Che a un certo punto il virus, quando siamo guariti, non è andato via, è rimasto dentro di noi, il virus varicella zoster rimane nei gangli nervosi e poi nel tempo, quando diventiamo anziani o quando abbiamo delle malattie o usiamo dei farmaci immunosoppressori, si risveglia e rientra in circolo e a quel punto non ci provoca più la varicella, ma ci provoca una malattia che chiamiamo herpes zoster o comunque chiamiamo più comunemente fuoco di Sant'Antonio. È una malattia molto pesante, molto invalidante, determinata tocca essenzialmente le fibre nervose. Le forme più comuni sono quelle intercostali, ma abbiamo anche delle forme molto facciali che colpiscono il nervo trigemino o anche il nervo oculare e quindi possono portare anche a cecità in qualche caso. È determinate dalle pustole che compaiono nelle zone del nervo, innervate appunto dal nervo colpito, e possono portare a quelle nevralgie molto gravi, molto dolorose, che possono anche protrarsi per anni. La cosiddetta nevralgia post-herpetica può durare anche 5, 6, 10 anni dopo l'episodio acuto. Quindi noi fino a poco tempo fa non potevamo farci niente, perché anzi sono una patologia che comincia a comparire a partire dai 50 anni, ma il picco epidemiologico ce l'ha a partire dai 60, 65, fino a salire fino a 75-80 anni. Ora abbiamo un vaccino che ha un'efficacia di oltre il 95% nei confronti della malattia e del 100% nei confronti della nevralgia post-herpetica. Un vaccino importante che le regioni hanno messo nel loro calendario vaccinale, si fanno 2 dosi a distanza di 2-4 mesi e sono fondamentali per evitarci la malattia. Chiunque di noi ha in famiglia o tra i conoscenti qualcuno che ha avuto il fuoco di Sant'Antonio. Bene, chiediamo e vediamo di conoscere l'effettiva gravità della malattia che noi possiamo assolutamente evitare. Quindi se abbiamo più di 65 anni o se abbiamo quelle patologie che sempre lì, pazienti oncologici, diabetici, o reumatologici che usano o fanno delle terapie in qualche modo immunosoppressive, quindi abbassano la forza del nostro sistema immunitario, dobbiamo vaccinarci. Anche durante la pandemia Covid, chi ha avuto il Covid, durante il Covid abbiamo avuto un incremento di questa malattia dal 21 al 25%. È aumentato proprio perché il Covid ha compromesso il nostro sistema immunitario e quel virus che dormiva nei gangli nervosi si è svegliato e ci ha dato questa malattia. Quindi l'ulteriore invito che faccio è quello di rivolgerci ai nostri medici di medicina generale o allo specialista che ci tiene in cura, che sia il diabetologo, il reumatologo, l'oncologo, e accettare il suggerimento che ci viene da loro per vaccinarci e evitare questa brutta malattia. Allora, non la faccio intervenire ancora Maria Trentin, perché magari come chiosa finale, perché vorrei subito dare la parola ancora al dottore, perché ci parlerà di difterite, di tetano e di pertosse. E secondo me è bene avere alcune informazioni perché non siamo a conoscenza di tutte, anche delle ripercussioni. Vediamo un attimo l'intervista. Un altro vaccino fondamentale da fare quando diventiamo anziani è il richiamo decennale per difterite, tetano, pertosse. Bene, abbiamo bisogno di fare un richiamo per risvegliare il nostro sistema immunitario a produrre anticorpi contro queste malattie. E ricordiamo, la difterite è una malattia che è scomparsa grazie ai vaccini, i vaccini antidifterici che facciamo dagli anni 30. La difterite è una malattia terribile che portava a morte i bambini o comunque chiunque ne venisse colpito, che abbiamo debellato, ma abbiamo bisogno, siccome la malattia continua a circolare nel mondo, per fortuna in casi rari, abbiamo bisogno di tenere il nostro sistema immunitario sempre pronto, con i richiami decennali, a poter affrontare una recrudescenza di questa malattia. Il tetano
è una malattia che colpisce il sistema nervoso, che sembra dimenticata, invece continua a colpire soprattutto gli anziani e le donne anziane, perché noi uomini magari abbiamo fatto, oltre alle vaccinazioni quando eravamo ragazzini, ci hanno vaccinato quando facevamo il militare e quindi abbiamo una resistenza determinata dall'infezione di qualche ferita e colpisce ancora, abbiamo diversi casi, in molti casi mortali, perché c'è una letalità del 70%, cioè muore il 70% di chi viene colpito, e noi potremmo evitarlo tranquillissimamente una vaccinazione da fare soltanto una volta ogni 10 anni. L'altra è l'apertosse che ricordiamo tutti essere una malattia dei bambini piccoli, che abbiamo evitato ai bambini piccoli grazie alle vaccinazioni, ma continua a circolare. La Bordetella pertussis è un batterio che continua a girare e che può colpire anche gli adulti e gli anziani. Abbiamo un vaccino e in un'unica fiala ci sono tutti e 3 i vaccini. Così come facciamo i bambini fanno addirittura un esavalente che contiene 6 vaccini all'interno di un'unica fiala. E questo è grazie alla scienza che ci ha messo a disposizione vaccini che possono essere combinati, che non soltanto non aumentano gli effetti collaterali, anzi li riducono gli effetti collaterali, ma sono vaccini che fatti insieme si potenziano e quindi abbiamo una risposta ancora migliore rispetto ad un vaccino fatto singolarmente. Io tante volte auspico che anche per l'anziano ci possa essere un giorno magari un esavalente in cui mettere tutto dentro, quando spero che ci si possa arrivare per dare con un'unica somministrazione la copertura contro tutte le malattie tipiche dell'anziano che possiamo proteggere dalla vaccinazione. Quindi non abbiamo assolutamente paura, sono vaccini sicuri, testati ormai in centinaia di milioni di dosi effettuate, e ricordare che poiché i vaccini vengono fatti a persone sane, sono sicuramente tra i farmaci più controllati, più verificati, sia prima dell'immissione in commercio, sia durante e dopo la somministrazione. Quindi bisogna avere fiducia dei vaccini, bisogna avere fiducia dei medici che li consigliano. Allora, ringraziamo il dottore del suo intervento. Chiederei un contributo relativamente all'aspetto del DDL anziani, ovvero apporta una rivoluzione per quelle che sono le politiche in favore della persona anziana, e questo di cui abbiamo parlato oggi rientra in quest'ambito, no? In queste campagne di sensibilizzazione per i vaccini, insomma la tutela della prevenzione. Sì, allora, da questo punto di vista io vorrei ricordare alcune cose. La prima è che noi continueremo a insistere sul fatto che i vaccini vadano fatti il più vicino possibile alle persone, quindi abbiamo sperimentato ad esempio le farmacie, questo è importante soprattutto in paesi magari molto piccoli, di modo che le persone possano andare montagna, comodamente a farseli, certo. Seconda cosa, continueremo a insistere perché questi vaccini vengano fatti, ma l'importante è che le persone si rendano conto che hanno a disposizione gratuitamente delle medicine, dei farmaci che le possono aiutare a star bene. È inutile lamentarsi quando si sta male, se prima non si è fatto ciò che si poteva fare. Allora vale la pena perdere quella 2 ore di tempo per andare a fare il vaccino. Le prenotazioni possono essere fatte ormai telefonicamente, con internet, quindi sono agevolate. Io credo ci voglia da parte di tutti i cittadini una presa di coscienza e quindi pensare che serve una cultura per la prevenzione. Questo è importantissimo e fondamentale. E nel DDL anziani ci sta tutto questo, vero? Come? Nel DDL anziani c'è tutto questo. Sì, ma sono pratiche ormai, come diceva il dottor Conversano, sperimentate. Forse la cosa più difficile da affrontare è qualche volta la paura, qualche volta la disinformazione, perché il dottor Conversano ci ha spiegato bene che sono vaccini sicuri, e poi pensare che noi siamo i primi medici di noi stessi, quindi la scelta di fare il vaccino o no
spetta a noi. Certo, ne ricordiamo una cosa, alcuni dati, che gli italiani sono al primo posto in Europa per aspettativa di vita, e questa è una cosa importantissima, per avere un'aspettativa di vita lunga è bene arrivarci in buona salute, che l'80% del Fondo Sanitario Nazionale è speso per curare malattie cronico-degenerative, e purtroppo quando ci si ammala di queste patologie che il dottore ha ben descritto, il rischio di incappare in queste situazioni è frequente, e che ogni euro investito in prevenzione ha da 4 a 14 euro di risparmio in costi sanitari. E quindi anche questo è un aspetto, l'aspetto economico, oltre che poi se si fa un corretto stile di vita, come diceva lei all'inizio, si evita di incappare in situazioni Guardi, io chiudo degenerative. portandole un esempio. Io penso che molte persone a cui è capitato di andare in ospedale, nella lettera di dimissioni si sono viste in fondo alla pagina una righetta con scritto la sua prestazione è costata tot soldi. Allora, se noi guardiamo con attenzione quel dato, ci rendiamo conto che è importante stare in salute, perché è importante mantenere vivo il nostro sistema sanitario pubblico, perché altrimenti moltissime persone non potrebbero curarsi. Infatti, e poi soprattutto stare bene, si invecchia meglio, con maggior serenità, e si può restare autosufficienti, che questo è un altro aspetto importante. Esiste la chiamata attiva per fare la prevenzione, no? Esiste la chiamata attiva, non è usata in tutte le ASL, però è una cosa su cui si sta implementando. È importante secondo me soprattutto per quelle persone che sono sole, che magari hanno anche un'età un po' più avanzata, e quindi chiamata attiva si intende l'ASL, il centro vaccinale, che chiama le persone a vaccinarsi. Quindi in Veneto, tra l'altro, è una delle regioni dove questo si è praticato di più, quindi è importante anche dirlo. Perfetto, io ringrazio naturalmente del contributo, tanto il dottor Conversano non l'abbiamo potuto avere qui con noi in studio, però ci ha aiutato a comprendere meglio la portata di questa campagna vaccinale e il perché farlo, perché soprattutto le conseguenze e le ripercussioni, abbiamo visto, possono essere anche molto pesanti e molto gravi. Ringrazio anche Maria Trentin, perché con grande competenza sta seguendo, no? Lei sta seguendo tutta, non solo la campagna vaccinale, ma proprio le modalità con cui è possibile attuare l'invecchiamento attivo, quindi anche la cura nell'alimentazione, lei lo sottolineava, il movimento, quindi quale attività fisica stare, e poi lo stare anche attivi mentalmente. Forse questo è un capitolo che potremo approfondire, cosa dice? Sì, allora io non so, ma qualche anziano dice che si muore quando la testa non funziona più. Allora è importante tenere molto viva anche quella, vuol dire che la socialità, i luoghi di socialità, una buona lettura, una partita a scacchi, qualcos'altro aiuta a tenere quell'equilibrio sano che ci permette di vivere al meglio. E quindi stare in compagnia, parlare con le altre persone, e se non si è in grado più di comunicare perché non si sente, la sordità fa sempre parte del prevenire, quindi stare attenti ai primi sintomi, quando non si inizia a sentire, cercare di utilizzare anche degli apparecchi acustici che possono aiutare, perché sentire bene vuol dire poter stare con gli altri. Il discorso è un po' più ampio, perché lì cominciamo a parlare di costi, bisogna vedere quanti hanno possibilità di, però anche quello no, quindi lo stare bene è fatto di tante cose, per esempio se uno ha problemi di masticazione, è chiaro che ha lo stomaco che ne risente, non può più mangiare, si può fare una buona alimentazione. Quindi è tutto concatenato, quindi nell'arco della vita bisogna avere chiaro che tutto va preso in considerazione, e quindi l'attenzione va messa nel fare una vita più sana possibile, che non vuol dire non mangiare qualche volta un po' di più, che non vuol dire non fumare una sigaretta, ma stare bene, stare sereni, ma serve però ad avere un equilibrio adeguato. Grazie all'FNP CISL di questa pagina, di questo capitolo molto importante e anche molto interessante. Grazie a voi di averci seguito. Grazie Maria Trentin, è stata qui con noi naturalmente, e ci vediamo presto. Grazie.